Venerdì 24 maggio, buongiorno, bentrovati telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, tantissimi fatti che vi dobbiamo raccontare da tutto il territorio regionale. Andremo fra pochissimo a Mestre, dove un ragazzo è stato investito da un treno, è morto e si sta indagando sulla dinamica. Fra pochissimo ci collegheremo quindi con Ilaria Marchiori, torneremo sui danni ingentissimi del maltempo, parleremo poi di inquinamento a Tezze sul Brenta, ma prima il caso che è deflagrato anche a livello nazionale. È una nostra esclusiva, l'abbiamo mandata in onda ieri sera. Quella scuola trevigiana, quell'insegnante trevigiano di lettere che ha esonerato degli studenti musulmani dallo studio della Divina Commedia. Una vera e propria bufera, ma ci racconta tutto da un luogo simbolo di Treviso, da un luogo dantesco, il nostro Lucio Zanato. Buongiorno Lucio. Buongiorno Cristian, intanto ti dico che sono contento di essere vicino all'acqua ma non nell'acqua come dei giorni scorsi, e per parlarvi anche di questo fatto, di questa scelta dell'insegnante di questa scuola media di esonerare due alunni dallo studio della Divina Commedia di Dante Alighieri. Mi trovo a Ponte Dante, dove Assile Cagnan s'accompagna, uno dei passi del paradiso, proprio perché questo fatto sta avendo veramente risonanza nazionale. Oggi in città c'erano le truppe dei TG nazionali e erano tutti a caccia sia dell'insegnante sia naturalmente della dirigente scolastica, che per capire qual è insomma la scuola. Noi abbiamo raggiunto la dirigente scolastica, la quale è totalmente caduta dalle nuvole, quindi il segnale è che questa iniziativa è un'iniziativa completamente dell'insegnante di lettere, appunto come hai anticipato tu. Ma io direi che prima di tutto, per i nostri telespettatori, riavvolgiamo il nastro e vediamo il servizio di ieri sera. Divina Commedia non compatibile con la religione musulmana. Sarebbe questo il motivo che avrebbe spinto le famiglie di due studenti di una scuola media trevigiana a chiedere che i loro figli non studino il poema dantesco. Tutto inizia quando in classe arriva il momento di affrontare Dante e i suoi scritti, ad iniziare proprio da quella che è considerata la più grande opera scritta in lingua italiana e uno dei maggiori capolavori della letteratura mondiale. L'insegnante invita gli studenti che non seguono le lezioni di religione cattolica a scrivere sul diario una nota con la quale viene chiesto ai genitori di esprimersi sull'opportunità che i loro figli affrontino o meno lo studio della Divina Commedia e di altri componimenti che abbiano riferimenti religiosi. Alla lezione successiva arriva la risposta delle famiglie. Due di loro comunicano la propria contrarietà, pertanto i ragazzi vengono esonerati dalle spiegazioni sul viaggio di Dante tra inferno, purgatorio e paradiso. Per loro nessuna interrogazione o verifica sulla Divina Commedia, ma lezioni parallele su Boccaccio. La richiesta dell'insegnante sarebbe nata per evitare problemi, già accaduti in passato, con famiglie di fede religiosa diversa da quella cristiana che si erano opposte allo studio in classe dell'opera del sommo poeta. Va detto che non è la prima volta che la Divina Commedia si trova al centro del dibattito. Qualche anno fa, infatti, in Olanda e in Belgio, l'opera dantesca venne ritradotta per non offendere i cittadini di fede musulmana. E può sicuramente urtare la sensibilità dei musulmani il fatto che nell'inferno, nel 28° canto, Dante incontri Maometto perché lo considera un seminatore di discordie, perché Dante dà credito, dimostra di credere a una leggenda nata probabilmente in ambiente crociato, che non ha nessun fondamento di verità, ma per la quale Maometto sarebbe stato addirittura un prete cristiano che poi, che non è riuscito a far carriera, che si è arrabbiato per questo e quindi avrebbe, fondato questa nuova religione. Quanto accaduto nella classe trevigiana sicuramente è destinato a far discutere e ad aprire un confronto all'interno del mondo scolastico italiano, sempre più multiculturale. È sempre il solito problema dell'accettare il punto di vista degli altri, da tutte e due le parti.
Ecco, quindi questa era la situazione a ieri. Va detto anche che la Divina Commedia invece esalta il Saladino, tanto per controbilanciare probabilmente la situazione di Maometto all'inferno, ma comunque è un tema che sta già facendo discutere la città intera e naturalmente in particolare il primo cittadino. Sentiamo cosa ha detto questa mattina ai nostri microfoni. Non è escludendo la nostra storia, la nostra cultura che si va verso l'inclusione. Io credo che ci voglia un processo di spiegazione, di accompagnamento verso la nostra cultura, così come noi dobbiamo farla nei confronti della loro senza escludere nessuno. E togliere dal percorso didattico Dante Alighieri, francamente non lo vedo un passo verso l'integrazione, ma lo vedo verso un passo verso l'esclusione della nostra storia, della nostra cultura, cosa che secondo me è sbagliatissima. Preferisco che tolgano TikTok, i social network, piuttosto che Dante Alighieri, quindi che studino un po' di più Dante Alighieri e che spengano un po' di più il cellulare, forse questo aiuta l'integrazione. Eccoci qua, allora abbiamo sentito il punto di vista del sindaco, ma adesso con me ci sono due ospiti, Abdellah Khazagi, che non ha bisogno di presentazioni, e Giampaolo Sbarra altrettanto, quindi la voce, diciamo così, dei docenti e la voce del mondo musulmano. Cominciamo con il mondo musulmano. Come vedete voi questa storia di esonerare i vostri figli dallo studio di Dante e della Divina Commedia? Oh, ma la Divina Commedia è una leggenda che tutti gli arabi lo sanno a memoria, anzi c'è stato Abu al-Ala al-Maharri, che è una poeta che ha parlato prima di Dante su Risalat al-Ghufran, che vuol dire la lettera del sconfesso, e noi ovviamente ci conviviamo con il paradiso, con l'inferno in modo quotidiano. Addirittura noi abbiamo anche due centri importanti, istituti importanti di Dante Alighieri, uno a Tangeri e uno a Casablanca, perciò noi siamo verso una cultura libera, che i nostri ragazzi devono imparare tutto. Quindi questi ragazzi hanno preso questa iniziativa, che per noi non devono comportarsi così, devono in qualche modo dimostrare che la cultura è l'unico modo per poter integrarsi e per poter anche difendersi. Invece Giampaolo Sbarra, la voce dei docenti. Ma io trovo strano che ci sia qualche docente che sostiene questo rifiuto di studiare la Divina Commedia. Non trovo strano che qualcuno possa chiederlo. Qualcuno va convinto che la scuola italiana è una scuola di confronto, quindi è aperto al mondo, che è un mondo vario. Fra l'altro è una scuola che storicizza, per cui anche la Divina Commedia va storicizzata e quindi non va ovviamente censurata. Qua purtroppo il politicamente corretto ci porta all'autocensura. E invece il bello è che se nel 28° canto dell'Inferno si parla male di Maometto, nel 27° Dante parla male di Bonifacio VIII, del Papa. Dante ha messo all'inferno un sacco di papi e Bonifacio VIII l'ha messo all'inferno addirittura da vivo. Beh, io direi che con questo confronto abbiamo cercato di chiarire un po' i punti di vista. A te, Christian. Allora Lucio, grazie infinite. È chiaro che il caso, come dicevamo prima e come dicevi anche te, è deflagrato, è uscita anche un'ANSA nazionale, ne stanno parlando un po' tutti i giornali online, ma poi vi farò vedere un po' di rassegna stampa. Dovremmo essere in grado, la vedo, sono pronte, Edi Caliman con Nicoletta Rizzetto per raccontarvi l'ennesima spaccata nella Marca trevigiana. Andiamo a Castelfranco Veneto. Buongiorno Edi, buongiorno Nicoletta. Christian, buongiorno, siamo a Castelfranco. Vai Edi. Non ti sento più. Christian, sì, eccoci, ora ti sento. Buongiorno, siamo a Castelfranco Veneto in via Circonvallazione Est, a un distributore dove 2 notti fa sono intervenuti i carabinieri a causa di uno scasso. Nicoletta Rizzetto sta infatti riprendendo la porta grata che i malviventi hanno forzato in modo importante. Sono entrati, è una porta d'accesso che
che dà accesso ai bagni di servizio degli uffici. Con l'aiuto di Nicoletta, che mi sta seguendo, andiamo a vedere quello che è stato l'entità del danno, perché i malviventi hanno sfondato esattamente questa porta, perché hanno capito che dietro la porta dei bagni c'era un muro divisorio completamente sfondato. Noi con il permesso del titolare che ci ha accordato andiamo proprio negli uffici a vedere l'entità del danno per raggiungere la cassaforte. Ci troviamo infatti dentro al distributore. Come grazie alle immagini di Nicoletta Rizzetto vediamo, sono riusciti a raggiungere la cassaforte e l'hanno rotta con un flessibile. Come sono arrivati qui? Ora vi facciamo vedere, vi perdoniamo il rumore. Sono entrati dalla porta del bagno, la grata che vedevate prima divideva l'esterno del distributore dal bagno, hanno sfondato con dei picconi che sono stati ritrovati esattamente all'interno del distributore, lasciati abbandonati dai malviventi, hanno rotto il quadro elettrico per timore che un allarme potesse disturbare di fatto il loro operato. Qui nonostante il fatto sia successo circa un giorno e mezzo fa, sono ancora all'opera i lavori di manutenzione dell'area. La cassaforte però, come ci raccontavano i titolari, era vuota e i malviventi non hanno trovato nulla. Il titolare della stazione di servizio ci ha raccontato inoltre che non è l'unico colpo avvenuto qui a questo distributore, perché circa 2 settimane fa, e ve ne daremo meglio conto nelle edizioni dei telegiornali della sera, avevano sfondato sempre una banda di 2-3 persone, si sta parlando circa, un pannello di vetro sfondato per raggiungere le casse del bar. Erano stati portati via dei liquori, qualche gratta e vinci, nessun contante. Non solo il colpo qui a Castelfranco, perché 2 settimane fa, sempre 2 settimane fa, in una strada parallela a questa, via Circonvallazione Est, in un altro distributore avevano tentato un altro colpo, anche quello andato a vuoto. Indagano i carabinieri di Castelfranco. Ovviamente aggiornamenti nelle edizioni della sera. Christian, se non hai domande, con Nicoletta Rizzetto da Castelfranco Veneto ti restituirei la linea. Edi, io ti ringrazio davvero perché parliamo di un colpo impressionante. Ritorniamo un attimo sulle immagini. Edi, resta un attimo con noi. Rimostraci proprio il muro sfondato. Cristian, avviso la regia che ti sento pochissimo, quindi faccio fatica a sentirti. Allora, avviso la regia. Allora ti lascio lavorare. Questa sera sicuramente ci ritorneremo, perché avete visto, sono immagini impressionanti, una vera e propria spaccata con vetrate sfondate, questo muro che è stato abbattuto. Immaginate la violenza di questi ladri che sono entrati in azione. Ringrazio davvero quindi Edi Caliman con Nicoletta Rizzetto, ma vedo già pronta la nostra Ilaria Marchiori da Carpenedo per una tragedia che si è consumata questa mattina alle 7, un uomo, un giovane che è rimasto è stato travolto dal treno fondamentalmente. Ilaria, che cos'è successo e a che punto sono le indagini? Buongiorno. Sì, buongiorno a te Cristian, buongiorno ai nostri telespettatori. Si tratta di un ragazzo di 24 anni che questa mattina intorno alle 7 con il passaggio a livello chiuso è passato comunque attraverso e il treno è sopraggiunto ovviamente ad una velocità supersonica e l'ha completamente travolto, trascinandolo per alcuni metri. Voglio provare a farvi vedere il punto da cui lui è passato. Eccolo qui, lo vedete proprio anche nelle immagini che vi ho fatto avere poco fa. Ha attraversato questo punto e il treno l'ha completamente travolto. La questione, Christian, però è ben più radicata, perché più di qualcuno, in particolare un paio di residenti che però non si sono voluti far riprendere, perché insomma potete immaginare che magari qualcuno ha anche dei timori, ha detto che questo tipo di comportamento di attraversamento dei binari con il passaggio a livello chiuso è praticamente quotidiano, cioè più volte al giorno c'è chi vede dalle proprie finestre persone, in particolare giovani, perché sono più diciamo atletici, che
superano il passaggio a livello e poi attraversano i binari. Addirittura c'è chi è in bicicletta, fa passare la bicicletta per la parte che diciamo di sotto, che è quella che è aperta, scavalca o passa sotto a sua volta. Mi hanno anche fatto notare che uno di questi due passaggi a livello non è completamente lineare con l'altro, perché si tratta di due sbarre, proprio perché continuando a scavalcarli uno diciamo è in qualche modo sceso e di conseguenza non è lineare all'altro passaggio. Ci sono state, mi hanno detto alcuni residenti, in particolare una, delle segnalazioni in tal senso, proprio perché venisse segnalata la cosa e fatta presente. Però è anche vero che le segnalazioni qui sono moltissime. Io provo a farvi vedere se riesco a passare un attimo, ecco qui, provo a farvi vedere questa. Allora, questa è una, non so se si veda, ma credo di sì, ecco qui, vedete? Vietato attraversare i binari con le barriere chiuse, come questo cartello. Ce ne sono tantissimi qui nei pressi della stazione, della fermata, per cui gli avvisi ci sono. Quindi ribadiamo che non si attraversano i binari quando il passaggio a livello è chiuso. Tra l'altro io sono rimasta qui circa un'ora ed è stato un continuo alza e scendi, quindi succede molto frequentemente che il passaggio a livello si chiuda e quindi di conseguenza magari chi non vuole aspettare questi 5 minuti, perché si tratta davvero di 5 minuti, spesso anche meno, decida di passare. Ecco, in questo momento si sta abbassando, eccolo qui, lo vediamo, stanno suonando i campanelli che avvertono che a breve si abbasserà. Ovviamente dall'altra parte ci sono anche i semafori, ci sono i mezzi che comunque passano all'ultimo minuto. Anche prima, mentre ero qui, ho visto sfrecciare, ecco qui, guardate, ecco qui, anche se è un attimo, non so, ho visto che è un attimo fuori fuoco, però avete visto il passaggio si sta abbassando e le persone sfrecciano e passano, quindi è il caso di dire che una volta che il semaforo è rosso e si sta abbassando non si passa, perché poi si rischia di vivere una tragedia come quella in cui ha perso la vita questa mattina un ragazzo di 24 anni. Ilaria, grazie davvero perché appunto ci hai documentato anche quello che sta accadendo in tempo reale, questi atti anche sconsiderati, magari leggeri ma assolutamente sconsiderati. Grazie Ilaria Marchiori da Carpenedo e lo vedo già inquadrato, pronto, ritorniamo a occuparci del maltempo, di questo Veneto ferito soprattutto in alcune aree. Daniele Garbin con Simone Squarcina si trova a Isola Vicentina, se non sbaglio. Daniele, buongiorno. Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori. Sì, confermo, ci troviamo a Castelnovo di Isola Vicentina, purtroppo è tornato agli onori delle cronache proprio per la questione dell'alluvione una settimana fa. Con me un residente, signor Massimo, che ci fa vedere la casa proprio dopo una settimana intensa di aiuto per sgomberare. È un esempio, perché stamattina proprio il tema è proprio la conta dei danni e dei risarcimenti. Vediamo una casa, proprio da qui era partito anche l'orgoglio, siamo veneti, ce la facciamo, è esemplare, sembra veramente quello che sono le immagini di qualche giorno fa, raccontavano una devastazione. Oggi bisogna dire sembra quasi non esserci stato nulla. È merito soprattutto di chi? Merito di tutti gli amici che mi sono stati molto vicino, mi hanno aiutato, li ringrazio tutti, l'amministrazione comunale, comportati benissimo, tutto. E gli aiuti che abbiamo avuto, cioè l'attrezzatura più che altro, pompe, idropolitrici, secchie, una comitiva di americani volontari della caserma Esseta, fino a 8 sono venuti qui, mi hanno aiutato a cosa c'era per esempio in questo garage? In garage avevo le auto qua e le auto si sono riempite fino a 40 centimetri di acqua. Quella di mia figlia che era là è andata invece praticamente quasi mezza sommersa e l'abbiamo portata da un meccanico, ma sono più di 7-8 mila euro di danni. E la taverna sotto stata inondata? Tutto inondato, praticamente l'acqua entrava da quelle bocche di lupo lì, mi
ha rotto le finestre sotto e da sotto è venuto su fino a 50 centimetri qua sopra sul piano giorno. Ho salvato le camere io. Dovessimo fare una conta dei danni adesso? Superiamo i 50-60 mila euro, perché frigoriferi, celle, lavatrici, lavastoviglie, lavasciuga, tutto, non c'è più niente, zero. Ho solo le camere e quello che ho lì, il salotto, sono riuscito a salvare. La cucina c'è ma non si chiude più niente, non si apre più niente, le porte uguali, l'acqua ha distrutto le porte giù, ha distrutto tutto, caldaia, tutto, non c'è più niente. Lei sta documentando questo per tenere conto un po', certo, avere un rimborso, c'è anche una forma anche di sollecitare un aiuto concreto. Certo, stiamo rispettando rigorosamente come ha descritto il presidente Zaia, filmare tutto, foto su tutto, fotografie di quello che si butta via, preventivi e tutto, e ci stiamo muovendo in questa strada che sembra sia la più giusta e la più logica, però speriamo che qualcuno intervenga con qualche aiuto, perché qui non è facile andare avanti, ripartire a 60 anni giusti appena compiuti, ripartire di nuovo a zero non è facile. Senta, cosa insegna questa esperienza? Lei diceva dei ricordi da bambino anche nella gestione dei fiumi diversa, oggi c'è una ruspa che sta tagliando un po' di ramaglie, lei invece ha ricordi ben diversi. Adesso c'è la ruspa. Sì, da piccoli, io sono nato qui, ho 60 anni e un giorno, andavamo tutti dentro al fiume lì a vedere le ruspe, perché facevano i buchi, facevamo i salti con le vicini, c'erano sempre almeno 1 o 2 volte all'anno, pulivano, non c'erano piante, non c'erano niente. Da 25-30 anni non vedi più niente, è una giungla, una pianta non la puoi tagliare, i tassi che fanno i buchi, le nutrie che fanno i buchi anche loro, gli uccelli che devono nidificare, le anitre, tutto, cioè non è più come una volta. La logica è questa: se pulisci e abbassi il fondo di 1,5 metri, l'acqua scorre. O alzi le sponde dei fiumi o abbassi il fondo, non c'è altre alternative, bacini non bacini. Prima non avevamo nessun bacino, ne hanno fatti 3, Caldogno, Vicenza, Isola, e siamo andati sotto acqua. Cioè la realtà è semplice, 1 più 1 fa 2. Ricordo anche che 35 euro all'anno di tassa che paghiamo al medio astico Brenta, per 10.000 famiglie fanno 350.000 euro qui solo il paese di Castelnuovo, e non puliscono. Cioè noi paghiamo e loro non puliscono, bisogna dirle queste cose, scusatemi ma bisogna dirle. Ecco, allora con questo sì, ci sarà sicuramente nei prossimi giorni, nel prossimo tempo, ecco. Al momento sì, ancora il problema della solidarietà, sappiamo che si sta muovendo anche gli aiuti intorno, anche la diocesi per esempio ci hanno appena dato notizia di una 50ina di impianti per la umidificazione degli ambienti che sono stati proprio portati dai volontari della Caritas. Ecco, con questo la nostra collega Luisa Bertini ha fatto un servizio proprio sull'iniziativa della Caritas. Allora salutiamo intanto il residente e con questo servizio noi restituiamo la linea allo studio. Bisogna fare di più. Questo l'intento del vescovo di Vicenza, Monsignor Giuliano Brugnotto, turbato dai danni del maltempo che ha devastato alcuni comuni della provincia vicentina. Serve una vicinanza concreta con gli alluvionati, ha dichiarato, annunciando che la diocesi di Vicenza ha deciso di indire una raccolta straordinaria di donazioni in occasione delle messe di domenica 26 maggio per sostenere le famiglie delle località flagellate dal maltempo. Il territorio vicentino è stato infatti pesantemente colpito da più fenomeni alluvionali in pochi giorni. A soffrire maggiormente sono le comunità di Castelnuovo, di Isola Vicentina, Malo e Monte di Malo, dove si contano centinaia di case allagate. Pertanto quanto raccolto sarà impiegato a sostegno delle famiglie più bisognose colpite dall'alluvione. Ritorneremo fra pochissimo sul maltempo, siamo pronti a collegarci con Chiara Gaiani dal Parco Colli, quindi nel cuore del Padovano, della provincia di Padova, ferita anch'essa dal maltempo dei giorni scorsi. Prima però ritorniamo alle spaccate, ai furti come questo, anzi come questi furti in serie tra Villorba e Spresiano. Armato di tombino, il malvivente con il volto travisato sferra una serie di colpi fino a mandare in frantumi la vetrata dell'ingresso del Max Style, un negozio all'ingrosso a Villorba. Poi riesce a fare irruzione e rubare i soldi dalla cassa. Tra il denaro e i danni abbiamo perso, ci dicono, sugli 8.000 euro. È tornata a colpire la banda del tombino. Dopo i furti messi a segno tra il 16 e il 17 maggio ai danni di una palestra e di un negozio di autoricambi, raid la notte scorsa tra Villorba e Spresiano. Il titolare di questa Sara Slot preferisce non farsi riprendere, ma ci racconta quanto è accaduto. È arrivato un personaggio che col tombino ci ha buttato giù la vetrata
È entrato dentro in sala e fortunatamente è entrato solo nella zona bar, cioè non ha distrutto nessuna slot, nessun cambiamonete e via dicendo, ci ha solo esclusivamente portato via i soldi che c'erano dentro la cassa bar, che sono 50 euro all'incirca. Sono più i danni alla porta che il bottino in questo caso, ci dice. I ladri hanno messo a segno furti in serie, lo stesso modus operandi. Hanno sfondato le porte vetrate d'ingresso di varie strutture servendosi del tombino. Una volta all'interno dei locali hanno rubato per lo più denaro contante custodito all'interno dei registratori di cassa. Il danno complessivo è in corso di quantificazione. Nel mirino dei malviventi a Villorba 2 ditte, Electroself e Max Style, e in un bar il Caffè Verniano, ma anche un'incursione in una sala slot a Spresiano. I carabinieri della compagnia di Treviso hanno effettuato i sopralluoghi presso le strutture in via Verdi, via Marconi, via della Cartiera Villorba e via Tiepolo a Spresiano. Ora gli investigatori sono al lavoro per raccogliere utili riscontri che consentano di identificare l'autore o gli autori dell'incursione notturna. Acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. È pronta Vanessa Banzato con Alessandro Costacurta da Tezze sul Brenta. In apertura di questa edizione vi ho detto che saremmo andati a Tezze per occuparci di una questione nota a livello nazionale, perché parliamo della fabbrica dei veleni. C'è un sopralluogo in corso, è corretto Vanessa? Buongiorno a te Alessandro e al tuo ospite Roberto Marcato. Buongiorno Cristian, alle persone che ci stanno seguendo. Sì, ci troviamo proprio davanti a quella che venne chiamata la fabbrica dei veleni, ex PM Galvanica, ex Tricom, uno dei più grandi inquinamenti di falda acquifera, falda da cromo e da cromo esavalente e da nickel, una devastazione vera e propria del territorio che è stata scoperta dopo anni e anni di lavorazioni che sono state definite scellerate. Con l'assessore Roberto Marcato, l'assessore regionale Roberto Marcato, ci troviamo proprio qui perché possiamo dire, assessore, finalmente stiamo conducendo verso la parola fine per la bonifica di quest'area che è finita sotto i riflettori a livello nazionale ma anche mondiale. Sì, questa è un'area davvero critica della Regione Veneto e siamo intervenuti con una disponibilità finanziaria davvero importante, perché ricordo che il costo complessivo dell'intervento qui è di 14 milioni e 700 mila e noi interveniamo con 13 milioni e 6, quindi quasi la totale copertura del costo, e siamo riusciti a farlo grazie alla legge speciale per Venezia che con lungimiranza qualcuno ha voluto nel tempo. Ricordo sommessamente che dal 2011, ahimè, questa legge non viene più finanziata e purtroppo noi di siti inquinati ne abbiamo ancora in Veneto, e quindi la richiesta al governo è di rifinanziarla quanto prima. Questa era una ferita, è una ferita drammatica del nostro territorio. Oggi finalmente, grazie all'ultimo intervento che ha portato appunto in giunta ai 6 milioni di euro, riusciamo a mettere la parola fine ad un dramma. Legge speciale per Venezia, perché vogliamo ricordare che è stata inquinata la falda dell'acqua che arriva poi proprio in laguna. Di conseguenza questa è anche una delle motivazioni principali che ha permesso questo importante finanziamento. Assolutamente sì, d'altronde la legge speciale per Venezia ha questa ratio: non si interviene solo in laguna o nella città di Venezia, ma anche in tutto l'entroterra che in qualche modo interessa la laguna, e quindi sono tutta una serie di situazioni che afferiscono al bacino scolante veneziano che sono stati affrontati con queste risorse. Ripeto, oggi però le casse sono vuote e l'appello mio al governo, l'ho fatto anche ai governi precedenti, è di rifinanziare immediatamente questa legge. La bonifica in cosa consisterà adesso? I prossimi lavori su cosa si concentreranno soprattutto? Ecco, e diamo anche i tempi, assessore. Sì, allora dovremmo finire, con questo tipo di iniziative bisogna sempre usare il condizionale, ma insomma dovremmo finire a gennaio 2026, qui dovrebbe essere a posto tutto. Viene di fatto messo in sicurezza qui in situ, viene fatto tutta una perimetrazione molto profonda in modo tale che non ci siano più fuoriuscite, viene messo in sicurezza
sicurezza anche il fondo, e poi alla fine viene fatto un capping a protezione, quindi questa diventa un'area assolutamente sicura e che viene ridata alla comunità. Rimane il rammarico che tutti i soldi qui investiti sono soldi pubblici, perché chi ha prodotto questo, ahimè, non pagherà una lira. Ecco, ricordiamo anche le tante denunce che sono partite proprio anche dai lavoratori che sarebbero morti proprio a causa delle esalazioni da cromo esavalente, anche perché proprio le misure di sicurezza per anni non sono state rispettate. La conferma è stata arrivata anche da quello che per anni fu il sindaco anche di Tezze sul Brenta, che appunto raccontava c'erano sacchi di cianuro aperti. No, un dramma da qualsiasi punto di vista. Io ovviamente mi sono occupato e preoccupato della messa in sicurezza, certo, e della bonifica, ma va da sé che qui c'è un dramma nel dramma, nel senso che si parla di vite umane, di salute del territorio e di conseguenze che pagheremo per anni. Chi ha fatto questo coscientemente è un criminale, questo è del tutto evidente. Ahimè, la normativa però oggi non è adeguata a questo tipo di reati. Ne abbiamo avuti altri casi anche nel Padovano, di gente che poi alla fine ha patteggiato, ha fatto un giorno di galera e dopo è libera di rifare stupidaggini in giro per il mondo, e poi a pagare il pubblico siamo noi con le nostre tasse. Ecco, lo trovo abbastanza suggestivo questo. Ecco, Christian, da Tezze sul Brenta è tutto, io ti ricevo la linea. Grazie Vanessa Banzato, grazie al tuo ospite Roberto Marcato e ad Alessandro Costacurta per la parte tecnica. Io vi do una notizia proprio dell'ultima ora, è appena giunta in redazione, dicevamo, un vero e proprio caso nazionale, interviene anche il ministro Valditara. Inammissibile escludere Dante, è stata disposta un'ispezione. Abbiamo disposto un'ispezione per verificare come stanno effettivamente i fatti. Oggettivamente un'esclusione dal programma scolastico di uno dei pilastri della nostra letteratura e della nostra storia per motivi religiosi, culturali, di doglianze di qualche famiglia, non abbiamo ben capito, è del tutto inammissibile. Così il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara ha risposto nella conferenza stampa finale del Consiglio dei Ministri di oggi sul caso dei genitori di fede islamica e di due studenti di una scuola media della provincia di Treviso che avrebbero chiesto e ottenuto che ai propri figli non venga insegnata la Divina Commedia di Dante, che a loro dire sarebbe offensiva per la religione musulmana. Quindi è stata disposta da parte del Ministero dell'Istruzione un'ispezione nella scuola media trevigiana, dove è accaduto quello che vi abbiamo raccontato ieri sera in esclusiva. Questo insegnante che ha esonerato due studenti di fede islamica dallo studio della Divina Commedia perché considerata appunto lesiva, offensiva per la religione musulmana. Insomma, ne sentiremo davvero parlare. Questa tra l'altro possiamo mostrarla, è una delle pagine di apertura dell'ANSA.it, dell'ANSA nazionale. Niente Dante per due studenti musulmani, il prof li esenta. A Treviso, al posto delle lezioni sulla Divina Commedia, avranno Boccaccio. E noi ritorniamo alla cronaca, sempre in attesa di nuovi collegamenti dal territorio. Ritorneremo fra pochissimo a parlare di maltempo e poi di sanità e soprattutto di sicurezza sulle spiagge. Dicevo, la cronaca che ci porta a Zero Branco per una lite violentissima tra padre e figlio. In evidente stato di alterazione causato da un mix di alcol e psicofarmaci, un uomo ha iniziato ad inveire contro il figlio ventenne. Ne è nata una lite violenta fino a quando è spuntato anche un coltello da cucina. L'uomo, 47 anni, ha minacciato il ragazzo, tanto che lo stesso giovane, impaurito dall'atteggiamento aggressivo del papà, ha chiamato un amico per chiedere aiuto. Immediatamente sono stati allertati i carabinieri sul posto. Sono giunti in pochi minuti i militari dell'Arma della stazione di Zero Branco. L'uomo era ancora in stato di alterazione, tanto da aggredire due carabinieri. Prima li ha minacciati e poi spintonati, rendendo necessaria la sua immobilizzazione forzata. Il 47enne è stato arrestato per resistenza pubblica ufficiale. Oggi in tribunale l'arresto è stato convalidato ed è stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di firma. Il procedimento nei suoi confronti è stato aggiornato al 20 giugno, giorno in cui verrà giudicato con rito abbreviato.
Ritorniamo sull'allarme maltempo. Ieri pomeriggio c'è stato un ulteriore nubifragio nell'Alta Marca trevigiana. Alta Marca che ha rivissuto momenti di apprensione dopo le piogge torrenziali e la fitta grandine che ha improvvisamente imbiancato e allagato Conegliano nella giornata di mercoledì. Nel pomeriggio di ieri la grandine si è abbattuta sul quartiere del Piave. Le immagini che vedete si riferiscono a Pieve di Soligo, dove il ghiaccio ha ricoperto l'asfalto mentre l'acqua scorreva ai lati della carreggiata. Numerose anche le chiamate ai vigili del fuoco. Fortunatamente non ci sono stati danni gravissimi, ma quello del maltempo è un tema e veramente non dà tregua non solo alla Marca trevigiana ma tutto il Veneto. Fra pochissimo appunto ci collegheremo con Chiara Gaiani dal Parco Colli e ritorniamo a Conegliano, la città del Cima che ha avuto grossissimi problemi, come vi abbiamo raccontato nel tardo pomeriggio di mercoledì. La conta dei danni è ancora in corso. È una cosa indescrivibile perché arriva in poco tempo, scarica tanta acqua in poco tempo e come è arrivata sparisce, come oggi abbiamo già il sole e siamo con le strade asciutte e con le case che speriamo in poco tempo riescano a asciugare anche quel minimo di acqua che gli è rimasto. Questo è il sentimento di oggi a Conegliano, città che dopo la recente grandinata si ritrova a fare la conta dei danni, soprattutto per gli allagamenti in diverse zone del territorio. 160 i volontari della protezione civile impegnati nelle aree più critiche. Abbiamo lavorato in sinergia con i vigili del fuoco e grazie alla provincia di Treviso che ci ha mandato 2 idrovore siamo riusciti per mezzanotte di ieri sera a risolvere tutti i problemi che ci sono stati su Conegliano. C'è qualche cittadino che ha dei problemi, deve chiamare l'ufficio tecnico del comune di Conegliano e poi i tecnici del comune valuteranno se mandare la squadra di reperibilità che abbiamo come comune di Conegliano oppure far intervenire i vigili del fuoco, però è una cosa che farà l'ufficio tecnico del comune. Il fortunale ha colpito anche San Vendemiano con interventi in via Mare e via Nazario Sauro. La bomba d'acqua ha provocato a Lipsia Pittoni un allagamento sul pavimento delle officine di circa 2 centimetri e lievi infiltrazioni nel controsoffitto. Al Cerletti un albero è stato sradicato dal cortile dell'Istituto Agrario, frane diffuse lungo la provinciale 36 nel tratto da Combai fino a Guia e poi numerosi arbusti e detriti sulle arterie della provinciale 1 a Maser. A Conegliano in via Friuli al condominio Monticano l'acqua nei garage era arrivata a 1,80 m di altezza. Ieri sera attorno alle 21 i lavori di prosciugamento erano terminati e questa mattina per i residenti era iniziata la conta dei danni. Raramente da queste parti si erano viste cose simili. Qui non ho mai visto tanta acqua, siamo da un po' di anni qui, però una cosa del genere mai vista. È stata questa bomba d'acqua probabilmente ha intasato tutto. Qua c'era praticamente una spiaggia, si era fatta una battigia di grandine che veniva qui, tutta davanti all'ingresso. Qui a Conegliano mai visto, al massimo in TV, ma qui in zona assolutamente no. I fiumi d'acqua, grandine, entravano nei garage anche dalla parte di là, proprio sembravano secchie di acqua. Che ricordo una cosa del genere quando c'è stata la tromba d'aria a Conegliano il 5 agosto. Poi io non ho più visto una cosa del genere. Nuvole nere, infatti abbiamo detto guarda a Santa Lucia come piove e poi è arrivato il disastro qui. Sì, è brutto, ma è una cosa brutta, sì. L'ho anche documentato, ho fatto un filmato per vedere perché così, per ricordo anche di questa cosa. Sì. Vi propongo adesso l'intervista rilasciata poco fa dall'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin ai colleghi di Padova. Bottacin che fa un po' il punto sulle opere idrauliche, quelle più urgenti. E abbiamo avuto 2 eventi particolarmente rilevanti, uno la settimana scorsa, uno questa settimana, ma inframmezzati e anzi anche nella giornata di ieri, in quella di oggi, ci sono dei fenomeni temporaleschi che non aiutano. E i fenomeni sono stati molto rilevanti, i dati di ARPA ci dicono che precipitazioni piovose così rilevanti nel mese di maggio sono molto rare. Ad ogni modo devo dire che i bacini di laminazione hanno funzionato, hanno fatto il loro mestiere, hanno evitato che si allagasse Vicenza, che si allagasse
si allargassero i centri abitati a valle di Vicenza, però qualche disagio c'è stato perché le precipitazioni sono state rilevanti e perché abbiamo avuto qualche rottura arginale ripristinata in tempo record dai nostri tecnici, che ringrazio anche le imprese che sono intervenute in condizioni veramente difficili ed estreme H24. Ovviamente adesso c'è la conta dei danni, abbiamo già chiesto lo stato di emergenza, il Presidente lo ha chiesto già la settimana scorsa, sono già venuti i tecnici del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile già sabato e domenica scorsa, adesso stiamo integrando la relazione con gli eventi degli ultimi giorni e dopodiché lo stato di emergenza dovrebbe essere riconosciuto. Negli ultimi 4 anni abbiamo attivato 2527 cantieri, una cosa che non è mai accaduta nella storia di nessuna regione nell'arco temporale che si possa ricordare di questa Repubblica. Aggiungo che noi ci siamo dotati ormai 15 anni fa di un piano fatto con l'Università di Padova, quello che ha preso il nome di piano Dal Paos, appunto dal nome del professor Luigi Dal Paos, e questo piano vale 3 miliardi e mezzo di euro. Noi abbiamo messo a terra 1 miliardo e 800 milioni di euro, quindi non poca cosa da quando ci sono io. Ovviamente abbiamo fatto molto, ma ancora c'è qualcosa da fare. Tutto questo noi lo facciamo con a volte grave difficoltà perché dobbiamo fare i conti con i comitati, con i ricorsi, a volte ricorsi proposti anche da sindaci, con le soprintendenze, insomma con tutti coloro che non sono d'accordo con la realizzazione di queste opere. Quindi oltre al reperimento dei soldi, che non è una cosa da poco, c'è anche il problema burocratico di tutti questi ostacoli che devono essere superati. Questo è il punto aggiornato dell'assessore regionale alla protezione civile e all'ambiente Giampaolo Bottaccina, che abbiamo intercettato pochi minuti fa a Padova. Nel Padovano ritorneremo fra pochissimo, andremo nella zona dei Colli e ci collegheremo anche sempre fra pochissimo, anzi la vedo, quindi ci colleghiamo già ora se possibile, se mi sente, altrimenti dopo la pubblicità, facciamo subito dopo la pubblicità, ripartiamo dai colli della provincia di Padova fra poco. Di nuovo in onda, subito a Galzignano Terme con la nostra Chiara Gaiani, con Federico Cibotto. Buongiorno Chiara. Sì, buongiorno Cristian e anche ai telespettatori, siamo con Federico Cibotto e soprattutto con Alessandro Frizzarini, che ringraziamo, presidente del Parco Colli. Il maltempo dei giorni scorsi ha colpito molto duramente tutto questo territorio con frane e smottamenti, 15 solo ad Arquapetrarca, ma poi Galzignano dove ci troviamo, Teolo, Torreglia e anche Monselice con il Monterico che vi abbiamo fatto vedere nei nostri servizi. La soluzione, la richiesta che arriva forte dai 15 comuni del Parco Colli è la creazione di 4 bacini di laminazione che sono già stati progettati. Partirà il Consiglio Comunale di Montegrotto che ha una mozione all'interno dell'appuntamento di lunedì. Presidente, è un'urgenza, non si può più rimandare. Sì, è un'urgenza, i cambiamenti climatici ormai è una realtà a cui dovremo far fronte, si alternano sempre più frequentemente anche nel nostro territorio, che è un territorio molto delicato, fenomeni di eccezionale piovosità a periodi di lunghissima siccità. Quindi è un problema molto importante, la regimazione delle acque è un problema molto importante che il territorio dovrà governare. Noi come ente parco regionale dei Colli Euganei siamo solidali con i comuni del nostro territorio, vicino ai sindaci e questo soprattutto per le importanti iniziative che verranno attuate proprio per portare a conoscenza degli enti sovraordinati questa problematica e per reperire delle risorse per effettuare delle opere che sono importanti per il nostro territorio, per la sicurezza del nostro territorio, la prosperità del nostro territorio. Tra queste anche i 4 bacini di laminazione che sono già stati progettati e che avrebbero dovuto essere realizzati nel comune di Saccolongo, Rovolon, Teolo, Torreglia e Abano Terme. Dei bacini molto importanti sia per quanto riguarda la lotta al dissesto idrologico, perché far confluire queste acque di
diciamo così, in questi bacini è una alternativa molto importante a questi fenomeni e soprattutto anche per i periodi di siccità, perché il contenimento dell'acqua potrebbe certamente essere di sostegno all'agricoltura e soprattutto anche al fenomeno degli incendi boschivi che sono frequenti negli ultimi anni anche nei nostri colli. Ecco, nel frattempo il collega, noi ci siamo spostati da dove c'è la strada interrotta, questo è il piano del Roverello, ve la volevamo far vedere ma purtroppo lì non c'era segnale, vi ha fatto vedere come ci siano tutta una serie di smottamenti, in chiusura un flash, questo è davvero un paradiso, c'è il rumore dei torrentelli, un monastero bellissimo in quest'area, davvero i colli meritano una visita. Sì, certamente noi abbiamo degli elementi naturalistici, una biodiversità veramente unica al mondo, 1600 specie di vegetali, una fauna veramente unica al mondo, ma non siamo solo questo, un immenso patrimonio storico, artistico, culturale, un'agricoltura che produce prodotti di eccellenza e una grandissima ricettività, tra cui anche il più grande bacino termale d'Europa. Ecco, chiudo solo ricordando un'avvertenza per chi volesse venire di vedere se i sentieri sono aperti, perché tanti sono stati danneggiati dal maltempo dei giorni scorsi. Ringrazio il presidente del Parco Colli che è stato con noi, Alessandro Frizzarin, ringrazio anche il collega Federico Cibotto, vi lascio al servizio che farà il punto della situazione su quello che sta accadendo nell'altro fronte del Padovano aperto, ovvero a Campo San Piero sull'argine del Muson. Si lavora senza sosta a un'opera di ripristino della porzione di argine del Muson dei Sassi, franato una settimana fa lungo via Guizia a Campo San Piero. Camion e ruspe non si fermeranno neppure nel fine settimana per continuare l'inserimento delle parancole, lingue di lamiera lunghe circa 7-8 metri ciascuna, l'ultimo atto per rendere stabile e impermeabile il terreno posizionato lungo circa 80 metri. Se l'emergenza è passata, non è passata la preoccupazione. Le piene ripetute di questi giorni potrebbero aver creato altri danni lungo l'argine del torrente. Una frana è già stata riparata in via Tiso, a poco meno di 1 chilometro, ma potrebbero essercene altre. Nel frattempo le 50 famiglie e attività colpite dall'alluvione continuano a lavorare. Sgomberate case e aziende d'acqua e fango, buttato il materiale inservibile, va avanti la conta dei danni che solo nelle aziende più vicine alla rottura potrebbero superare il €1 milione, in attesa che gli uffici comunali predispongano i moduli per l'avvio delle richieste di risarcimento. Sono giorni difficili, complicati per buona parte del Veneto, ma sono anche giorni carichi di eventi. Uno su tutti, il Giro d'Italia che ieri è arrivato nel tripudio in Prato della Valle a Padova. La cronaca di una giornata speciale è quella di Valentina Visentin. Il crescendo di emozione, la volata e l'esultanza, il corridore fiammingo Tim Merlier, il conquistatore della 18ª tappa del Giro d'Italia, arrivata ieri in Prato della Valle a Padova. È un corridore che arriva dal Belgio e difende i colori della Soudal Quick Step. Gli applausi sono per Tim Merlier. Ed eccolo qua, il volto sorridente del vincitore della 18ª frazione. Premiato dal sindaco Sergio Giordani, per Merlier è la seconda vittoria di questo giro, dominato dalle prodezze dello sloveno Tadej Pogacar, definito dopo Eddy Merckx il nuovo cannibale. A lui va la maglia rosa. Tadej Pogacar! Del primato in classifica generale, il rosa della leggenda, Tadej Pogacar! Si colora di rosa il cielo di Padova. Secondo per un nulla il friulano Jonathan Mila, andato per favorito. Delusione per il podio mancato anche per il padovano Alberto Dainese, che è arrivato quarto e che gli oltre 100.000 che hanno seguito il giro da bordo strada volevano vedere alzare le braccia al cielo.
quel che resta di questa giornata storica è l'immagine di una città che è stata protagonista. Sono ancora emozionato per tutta questa gente, il Prato Navale, il tempo che ha tenuto, l'organizzazione perfetta. Grazie a tutto il personale dell'amministrazione comunale, a tutti i volontari. Io devo ringraziare la città perché ha reagito in maniera spettacolare. Un evento eccezionale preparato da tempo che ha dimostrato come Padova sia in grado di ospitare grandi eventi, pronta quindi per nuove sfide. Vi posso anticipare che per il 2025 ci sarà un'altra cosa straordinaria e credo che a breve la città lo saprà. Subito a Venezia da Anna Maria Parisi per parlare del protocollo spiagge sicure. Anna Maria, buongiorno. Eccoci, buongiorno, con le immagini di Sandro Ponchio in diretta dalla sala operativa del Centro 18, la cosiddetta Smart Control Room, come vediamo alle nostre spalle, con tutto il monitoraggio della città e non soltanto dall'ospedale civile di Venezia. Appunto con me ringrazio per essere qui con noi il dottor Contato, Edgardo Contato, direttore generale della ULSS 3. È partito il protocollo per vacanze sicure, anzi è decollato da sempre. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando dell'attenzione che i servizi di Venezia devono porre a quelle che sono l'incremento degli accessi durante il periodo estivo. Trattandosi di Venezia è considerato il numero delle occasioni di incontro in questa città. Direi che il piano di emergenza è un piano di costante attenzione alla presenza di cittadini di tutto il mondo in questa città. Ecco, si diceva 8,5 milioni di presenze all'anno e ricordiamo, dottor Contato, di come insomma Venezia sia il riferimento a livello regionale per tutti poi gli interventi. Sì, Venezia come centrale del SUEM 118 è un luogo di riferimento per tutta la regione. I nostri professionisti si impegnano per offrire qualità e garanzia in tutta una serie di servizi che coprono dalle Alpi fino alla laguna la sicurezza dei cittadini veneti. Ecco, per concludere, dottor Contato, dal mare ai monti, come diceva lei, e già da Venezia si sta pensando alle prossime Olimpiadi di Cortina, come? Mettendo a punto dei protocolli e soprattutto preparando il personale che in quelle occasioni interverrà per offrire anche in quella occasione importantissima sicurezza e qualità nei servizi che la Regione Veneto andrà ad erogare. Grazie dottor Contato, direttore generale della ULSS 3 Serenissima. Da Venezia con le immagini di Sandro Ponchio è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Anna Maria Parisi, siamo alle battute conclusive perché devo lasciare spazio al consueto appuntamento con Andrea Ferrazzi. Mi arriverà a brevissimo Nicola Zanetti con Ferrazzi e Nicola Zanetti, Marco Minniti, già Ministro dell'Interno. Per il momento è tutto, adesso un po' di pubblicità. Bentrovati, siamo di nuovo a parlare dello spazio, sui dialoghi sulla sostenibilità, il nostro appuntamento di ogni settimana, ed è un appuntamento molto importante quello di oggi perché torniamo a parlare di crisi climatica e crisi geopolitica. Sono due fattori estremamente legati, lo abbiamo già saputo, lo abbiamo già raccontato nelle scorse settimane. Oggi entriamo ancora di più nel profondo di questa vicenda, di questa questione che ci riguarda davvero tutti, e lo faremo con un ospite molto importante che ci può davvero far addentrare in questo percorso che guarda molto al futuro e al presente soprattutto. Intanto saluto e ringrazio Andrea Ferrazzi, buon pomeriggio. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Allora, con noi, ed è un vero piacere che sia con noi e che si fermi per questa mezz'oretta a discutere con noi, c'è Marco Minniti. Buongiorno, buon pomeriggio. Buongiorno a voi.
Grazie dell'invito. Allora, per i pochissimi che non lo sanno, che non se lo ricordano, è stato ministro dell'interno, è stato sottosegretario al Ministero della Difesa, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Chi meglio di lui oggi ci può spiegare davvero il rapporto strettissimo tra crisi climatica e problemi della geopolitica, e oggi è alla guida della fondazione MedOr. Ci spiega intanto cos'è questa fondazione? Sì, è una fondazione che è finanziata dal gruppo Leonardo, tuttavia ha una sua specifica autonomia, che è nata poco meno di 3 anni fa. A giugno faremo il nostro 3° compleanno e, come dice il titolo stesso, ci occupiamo di Mediterraneo e di Oriente, con una certa capacità forse di previsione. Oggi queste due parole, Mediterraneo e Oriente, sono al centro della stabilità planetaria. L'idea è quella di utilizzare la cultura, l'alta formazione, la collaborazione tra enti culturali, a partire per esempio dalle università, come un elemento di dialogo tra i popoli. Il nostro motto è: la distanza unisce, anzi, per essere più precisi, la distanza ci unisce. L'idea di fondo è quella di pensare che il Mediterraneo allargato, il rapporto con l'Africa, costituisca in prospettiva un grande destino, un destino per l'Europa, un elemento fondamentale per gli equilibri del pianeta, anche dal punto di vista dei grandi cambiamenti climatici, perché è una delle parti del mondo più delicata da questo punto di vista. E l'idea di fondo è questa: le differenze culturali, religiose, storiche, se vogliamo anche di comportamenti di popoli, non rappresentano un punto di separazione. Anzi, non rappresentano un punto necessario di contrasto, ma devono rappresentare un punto che, pur nella differenza, agevoli il dialogo. 3 anni fa queste parole avevano un valore, a maggior ragione se guardiamo a quello che sta avvenendo in questo momento nel mondo, con 2 guerre in corso, una nel cuore dell'Europa e una nel cuore del Mediterraneo. Mi ha tolto le parole di bocca. Quanto è attuale studiare questo fenomeno e cercare un percorso comune? Allora, partiamo da qui e partiamo da quello che ha detto anche Minniti, cioè questi 2 elementi sono strettamente legati, clima e geopolitica. Non occorrerebbe andare tanto indietro, parliamo solo di qualche giorno fa. Ancora una volta abbiamo assistito anche in Veneto all'ennesima evidenza di una crisi climatica in atto. Lo abbiamo raccontato con le nostre edizioni straordinarie, perché ancora una volta siamo stati flagellati dal maltempo, e ancora una volta, l'abbiamo detto Ferrazzi, gli stati nazionali, quindi guardiamo alla politica in senso più ampio, gli stati nazionali non riescono e non possono far fronte da soli a questa situazione. L'abbiamo detto più volte nel corso di queste puntate. Ho fatto un veloce conto mentale mentre Marco Minniti parlava. Oggi siamo alla 32esima puntata dei dialoghi sulla sostenibilità. E quante volte abbiamo sottolineato il fatto che ci sono crisi, diciamo, che riguardano i nostri territori, le nostre città, ma che non sono risolvibili all'interno semplicemente delle azioni dei nostri territori, delle nostre città, nemmeno delle nostre nazioni, ma hanno bisogno di essere affrontate a livello complessivo, a livello internazionale. La crisi climatica è un simbolo di questo, un emblema di questo, lo rappresenta in maniera molto chiara. L'abbiamo detto più volte: il cambiamento climatico in corso, la crisi climatica strutturale in corso, non può essere confinata all'interno dei confini degli stati nazionali, ma riguarda tutto il mondo, e noi viviamo delle conseguenze delle emissioni di gas climalteranti che avvengono in Cina piuttosto che in Indonesia, in India, negli Stati Uniti, e contemporaneamente con le nostre emissioni influenziamo tutto quello che avviene negli altri paesi del mondo. E qual è l'elemento critico di questa vicenda?
è che a fronte del fatto che ci sono fenomeni che sono oggettivamente, come la crisi climatica, fenomeni globali, sono in crisi gli strumenti delle risoluzioni internazionali, cioè mancano i luoghi dove affrontare in maniera efficace delle politiche e mettere in campo delle politiche che abbiano la capacità di incidere in maniera significativa per il bene di tutti. Questo lei ricorda bene, l'abbiamo affrontato più volte, l'abbiamo affrontato per esempio anche attraverso la lettura della Laudato Si e Laudate Deum, sia insieme al priore della comunità di Marango, sia insieme al cardinal Zuppi. Io voglio semplicemente leggere un passaggio velocissimo di questo documento del Papa, in cui dice: serve un'autorità mondiale regolata dal diritto per assicurare alcuni obiettivi irrinunciabili, però poi aggiunge: la vecchia diplomazia continua a dimostrare la sua impotenza, non è ancora riuscita a generare un modello di diplomazia multilaterale che risponda alle nuove configurazioni del mondo. Cioè il nostro mondo, su questo Marco Minniti è un super esperto, perché non solo ha studiato ma ha fatto e fa le cose, e questo è un salto di qualità notevolissimo. Il nostro mondo è stato un mondo che si è cercato di costruire nel corso del Novecento all'interno della grande contraddizione dei due conflitti mondiali, si è piano piano cercato di costruire il luogo della decisione multilaterale delle Nazioni Unite, la Società delle Nazioni e le Nazioni Unite. Poi dopo la Seconda Guerra Mondiale è un mondo che oggettivamente si è sviluppato su un rapporto, diciamo, bipolare, no? Il blocco occidentale guidato dagli Stati Uniti e il blocco, diciamo, comunista guidato dall'Unione Sovietica. Il crollo del sistema sovietico per un periodo ha fatto immaginare ad alcuni la fine, diciamo, addirittura della storia, si ricorda, no? Qualche studioso, e quindi un mondo unipolare. E in realtà questo non è assolutamente avvenuto, è un mondo invece pieno di contraddizioni, pieno di conflitti, e manca il luogo del multipolarismo, il luogo della decisione che tenga insieme tutti. Il confine di tutto questo, l'esito di tutto questo rischia di essere un mondo apolare, come dice giustamente Marco Minniti in alcuni suoi interventi, cioè il mondo del caos. C'è un libro che avrebbe un esito esiziale per tutti noi, c'è un film molto interessante, mi pare si intitoli Il mondo dietro di noi, tra l'altro con autori tra Michelle Obama e il suo famoso marito, che racconta la guerra negli Stati Uniti che scoppia dal caos, non da un attacco studiato da una forza esterna, ma proprio un mondo isolato dal caos e quindi un processo di autodistruzione. Ecco, questo è un elemento centrale, è un elemento fondamentale. Io, partecipando per esempio alle COP, alcune COP, per cercare delle soluzioni a livello internazionale, ho toccato con mano come questo sia l'elemento centrale nelle questioni che riguardano il nostro futuro. E quindi anche l'impotenza di strutture anche come le COP, che voglio dire... Le COP sono delle grandi assemblee di condominio in cui, a differenza dell'assemblea del condominio dove secondo il codice civile se c'è una maggioranza che decide alcune cose si devono fare, anche sulla struttura e sull'edilizia, lì no, bisogna mettersi d'accordo tutti e non è facile per nulla. Minniti, è un mondo di crisi globali e c'è un termine che vorrei che lei ci spiegasse: il Sud globale. Che cos'è e qual è il suo rapporto con l'Occidente? Ma vede, il Sud globale innanzitutto rappresenta la maggioranza del mondo, la maggioranza dal punto di vista delle popolazioni, la maggioranza dal punto di vista delle aree territoriali. Il Sud del mondo è una realtà che chiede di essere ascoltata. Se posso dire con un termine un pochino più impegnativo, chiede di essere protagonista nel nuovo corso del pianeta. E vede, Ferrazzi già ci ha detto che abbiamo un mondo che in questo momento sta vivendo una drammatica crisi, nel fatto che un vecchio ordine mondiale si è consumato e non intravediamo al momento un nuovo ordine mondiale. Ebbene, in questo mondo apolare, in questo mondo che è segnato da conflitti drammatici, c'è una parte del mondo, il Sud, che appunto comprende la Cina, l'India, una parte fondamentale dell'Asia, una parte fondamentale tutta l'Africa, che chiede di essere protagonista di un nuovo assetto complessivo del pianeta.
Per essere più precisi, ci sono due organizzazioni. Una si chiama SCO, Shanghai Cooperation Organization. E come dice la parola Shanghai, è un'organizzazione stata promossa all'inizio dalla Cina. Oggi è diventata una sorta di grande cartello di una parte importantissima del mondo. Hanno fatto l'ultima riunione della Shanghai Cooperation Organization e lì la Cina ha chiesto all'India di presiederla. E conoscendo i rapporti tra India e Cina sappiamo quanto questo sia stato particolarmente impegnativo per entrambe le parti accettare quel tipo di decisione. Shanghai Cooperation Organization c'è la fila per entrare. Poi c'è un'altra organizzazione che si chiama BRICS e che appunto tiene insieme paesi come il Brasile, la Russia, la Cina, l'India, il Sudafrica. Nell'ultima assemblea che si è fatta ad agosto dello scorso anno in Sudafrica, anche lì c'è stata una esplosione di richieste di ingresso. Bene, noi dobbiamo dirci una cosa con grande sincerità. È molto importante per costruire una soluzione di una pace stabile e duratura nel pianeta, costruire insieme un nuovo ordine mondiale. Il bipolarismo non c'è più. L'unipolarismo è stata una drammatica illusione. Senza il sud del mondo non sarà possibile costruire alcun ordine mondiale nuovo. Aggiungo che in una fase in cui il mondo sarà sempre di più caratterizzato tra cooperazione e competizione, la competizione nei prossimi 20 anni non sarà cancellata dal pianeta e il rischio che possa succedere un evento casuale che possa provocare conflitti drammatici purtroppo non possiamo escluderlo. Ma appunto per questo, mentre prendiamo atto che la competizione non sarà cancellabile, dobbiamo sviluppare gli spazi di cooperazione. E a mio avviso ci sono due grandi temi su cui bisogna concentrarsi. Il primo è il cambiamento climatico. Il cambiamento climatico dovrebbe essere, tra virgolette, l'elemento fondamentale su cui costruire gli spazi nuovi di cooperazione nel mondo, chiamando a collaborare naturalmente il sud del mondo, che oggi è il principale protagonista di questa sfida, insieme con l'Occidente. L'altro deve essere la lotta al terrorismo. Noi non possiamo pensare di costruire, tra virgolette, il mondo perfetto. Dobbiamo comprendere che dentro questo mondo agitato da cooperazione e competizione, il compito oggi dell'Occidente è quello di costruire maggiori spazi di cooperazione e il cambiamento climatico, a mio avviso, può essere un punto di partenza. Dovremmo cioè incominciare, per utilizzare una frase che ha detto prima Ferrazzi, dovremmo incominciare a fare assemblee di condominio avendo anche un saggio e giusto diritto che giustifichi e soprattutto regoli il condominio. Assolutamente interessante questo passaggio che ha fatto adesso Minniti, perché noi siamo abituati a immaginare il cambiamento climatico solamente dal punto di vista della difficoltà della crisi, ma dietro questo si cela la possibilità che il cambiamento climatico diventi un elemento di unificazione, di impegno comune, perché siccome riguarda tutti, cioè riguarda tanto i paesi più ricchi quanto i paesi più poveri, che quelli più sviluppati e quelli meno sviluppati, è chiaro che questo è un campo che, volenti o nolenti, costringe a costruire fenomeni, diciamo, a costruire scelte che riguardano la collettività. Esatto, può essere il famoso terreno comune. Poi arrivo anche al terrorismo. Minniti, una cosa che le chiedo in sintesi. Lei ha detto il Sud globale chiede di essere protagonista. Cosa ha bloccato il Sud globale a essere protagonista? Il vecchio ordine mondiale che non vuole che siano protagonisti? Cosa blocca questa possibilità di essere protagonisti per il Sud globale? Ma vede, c'è stata una drammatica illusione. Ad un certo punto l'Occidente si è convinto, nel momento in cui è crollato il comunismo, è crollata l'Unione Sovietica, che potesse esserci un senso della storia che venisse indicato con un solo verso e con una sola visione, quella dell'Occidente. Oggi stiamo comprendendo che quella era una idea del tutto infondata e dobbiamo riconoscere altri protagonisti. Guardi,
E sapendo con grande nettezza che il sud del mondo oggi rappresenta tante cose. Dire India non è la stessa cosa che dire Cina non è la stessa cosa che dire Sudafrica non è la stessa cosa che dire Brasile. E tuttavia questi paesi, che pure sono profondamente differenti tra di loro, alcuni dei quali tra di loro hanno delle diffidenze storiche antiche, e tuttavia di fronte all'esigenza di contare negli equilibri del mondo si unificano. Basti soltanto pensare al fatto che nei mesi scorsi è avvenuto un fatto incredibile. Se qualcuno avesse detto soltanto un anno e mezzo fa che Arabia Saudita e Iran avrebbero firmato un accordo di cooperazione e di alleanza internazionale, se ve l'avessi detto io, probabilmente Ferrazzi avrebbe chiesto a lei con voce a basso tono: chiamiamo il 118 e ricoveriamo Minniti. Perché sembrava tecnicamente una cosa impossibile, eppure hanno fatto un accordo. Eppure anche in questo momento Iran e Arabia Saudita continuano a parlare. Anche in questo momento tra questi paesi, che sono anche paesi tra virgolette complicatissimi, alcuni a un passo dall'essere stati canaglia, naturalmente non mi riferisco all'Arabia Saudita, è chiaro ed evidente che hanno una volontà di comune affermazione negli equilibri mondiali. Se l'Occidente vuole essere veramente un punto di riferimento per gli equilibri del pianeta, deve saper parlare, dialogare e contemporaneamente saper distinguere, perché è evidente che un Occidente miope non fa altro che rafforzare quel fronte e non fa altro che far venir meno le differenze pur forti che dentro quel fronte ci sono. Allora Ferrazzi, abbiamo parlato di crisi globali, abbiamo parlato del fatto che questo della crisi climatica può essere un terreno comune. Il problema sta sempre lì, la relazione tra le crisi globali e i poteri degli stati nazionali, cioè quanto possono, no? È quello il concetto. Volenti o nolenti, piaccia o non piaccia, gli stati nazionali sono fondamentalmente impotenti nel fare da soli, nell'agire da soli, nell'essere efficaci da soli. C'è l'illusione della potenza, chiudersi proprio nei propri nazionalismi, nelle proprie casette, nei propri confini. Anche per propaganda politica, soprattutto. Sì, anche per propaganda politica, ma anche di più, non solamente per questo, anzi si agita a volte la paura per propaganda politica, no? E poi magari scopriamo che abbiamo dei partiti a livello internazionale, abbiamo visto con la FDE in Germania, che si dicono nazionalisti sono i patriotti tedeschi e in realtà si affidano ai servizi segreti cinesi o vengono finanziati quei ligotti d'oro trovati nella casa del capo insomma, delle elezioni, del capolista delle elezioni, finanziati dai russi. Insomma, arriviamo appunto a situazioni ridicole come questa, ma la realtà di fatto è che gli stati nazionali sono impotenti da soli per agire in maniera sistematica ed efficace nei confronti del cambiamento climatico, e non solo del cambiamento climatico. Pensiamo al fenomeno migratorio, pensiamo al terrorismo internazionale. Allora qual è l'elemento, diciamo, minimo che può tenere insieme un'azione efficace? È chiaro che sono le macro regioni mondiali e quindi nel nostro caso l'Unione Europea. È solo l'Unione Europea davvero integrata che può sviluppare delle politiche di transizione ecologica capaci da un lato di contrastare il cambiamento climatico e dall'altra da pensare la transizione, per pensare la transizione come grande politica industriale per aumentare la competitività, perché vede, noi rischiamo, se stiamo fermi, se non abbiamo immaginazione, se non abbiamo la capacità di unire le forze verso un futuro comune, rischiamo di essere succubi anche economicamente dal protezionismo degli Stati Uniti da una parte e dalla potenza industriale della Cina, che dal punto di vista anche nella transizione sta utilizzando la transizione ecologica come momento di espansione. Allora, se siamo fermi nelle nostre vecchie logiche di difesa corporativa dei piccoli interessi che ci sono all'interno degli stati nazionali, non andremo da nessuna parte e creeremo strutturalmente povertà. Lei sa benissimo che io penso la transizione ecologica e la transizione digitale, cioè le transizioni gemelle, come elementi fondamentali di trasformazione industriale del Paese per creare benessere, competitività, crescita sostenibile, posti di lavoro, futuro. L'Inflation Reduction Act di Biden è questa cosa qui, la stanno facendo loro. Noi abbiamo messo in campo altre politiche
REPowerEU per quanto riguarda naturalmente l'energia, ma il Green Deal e una serie di altre, diciamo, politiche macro regionali. Ecco, dobbiamo andare in quella direzione, capendo che la sostenibilità è la capacità di tenere insieme la transizione ambientale con quella sociale, quella economica. Non è una passeggiata, è necessaria ma complicata, ha bisogno di visione, ha bisogno di classe dirigente che guardi il futuro, ha bisogno di classe dirigente che invece di ricercare, per quanto riguarda la parte politica, il facile consenso, magari speculando sulla paura, sull'ignoranza delle persone, cerchi invece di costruire degli scenari di crescita. Allora Minniti, il terreno, abbiamo detto, il fronte del cambiamento climatico e l'altro fronte è quello del terrorismo, che sono legati, immagino. Allora lei come vede il collegamento tra terrorismo e cambiamento climatico e quali sono, dal suo osservatorio privilegiato, insomma dalla sua esperienza, in questo momento i luoghi dove si sta incubando maggiormente il terrorismo? Ma vede, accanto al cambiamento climatico e al terrorismo c'è un altro grande tema che dovrebbe costituire un elemento di cooperazione internazionale minimo e che riguarda gli squilibri demografici. E casualmente, anzi non tanto casualmente, le tre grandi questioni, squilibri demografici, cambiamenti climatici e terrorismo, hanno un grande palcoscenico. Il palcoscenico si chiama il continente che è esattamente di fronte a noi, che si chiama Africa. E vede, da questo punto di vista c'è un gigantesco buco che ciascuno di noi guarda abbastanza sbigottito. E noi siamo nel pieno di una competizione elettorale europea. Per fortuna nessuno di noi tre si occupa attivamente della competizione elettorale. E tuttavia non sfugge ad alcuno e che questi tre grandi temi siano del tutto fuori da qualunque discussione in qualunque paese europeo. Di tutto si discute, tranne che delle grandi questioni che riguardano le popolazioni europee. Primo tema è come gestire lo squilibrio demografico tra un'Europa che è in recessione demografica e un'Africa che cresce impetuosamente. La strada è unica ed è semplicissima. E costruire attraverso accordi tra Unione Africana, Nazioni Unite e Unione Europea canali legali per l'immigrazione e insieme contrastare i trafficanti di esseri umani. Secondo, il cambiamento climatico. Vede, in questi mesi noi abbiamo avuto delle esperienze drammatiche. Voi avete ricordato per ultimo il maltempo che ha investito il Veneto, ma non dimentichiamoci che abbiamo avuto prima l'alluvione a Derna in Libia. 20.000 morti. E in questo momento sapete quali sono le aziende che stanno ricostruendo Derna? Che stanno pensando alla ricostruzione di Derna? Sono aziende cinesi, non aziende europee. Poi abbiamo avuto le alluvioni drammatiche a Dubai e le ultime quelle in Kenya. Ecco, il tema del cambiamento climatico dovrebbe costituire un elemento fondamentale di una grande alleanza tra Europa e Africa. Se l'Europa non fa questo, mi chiedo io cosa fa. Terza questione, il terrorismo. Lei mi diceva quali sono oggi i principali incubatori nel mondo. I principali incubatori nel mondo di terrorismo internazionale sono fondamentalmente due. Uno è l'Afghanistan, l'altro è l'Africa. E in Africa noi abbiamo tutte le possibili variabili autoctone di Al-Qaeda e di Islamic State. Se qualcuno l'avesse dimenticato, posso soltanto ricordare che fino a qualche anno fa la capitale moderna della Libia, Sirte, era nelle mani di Islamic State ed è rimasta nelle mani di Islamic State per un anno. In questo momento abbiamo il terrorismo internazionale impegnato in varie guerre civili in Africa. Abbiamo una presenza militare russa da far tremare le vene ai polsi. Oggi il Sahel, che è una chiave fondamentale per appunto gli squilibri demografici, il cambiamento climatico, le grandi questioni energetiche, solo per dirvene una, nei giorni scorsi il Niger ha firmato un accordo di cooperazione per la vendita dell'uranio all'Iran. Serve per fare capire quanto il mondo è piccolo. Il Niger è uno dei principali produttori e detentori al mondo di uranio. Ha fatto un accordo con l'Iran e noi sappiamo quanto il tema dell'arricchimento
dell'uranio per fini nucleari spaventi il mondo e quanto questa possibile performance iraniana costituisca oggi una minaccia per gli equilibri complessivi del pianeta. Ecco, rendendo più chiare le cose, noi oggi abbiamo l'esigenza che l'Europa si faccia carico di queste sfide. Gli Stati Uniti hanno fatto un'altra scelta strategica e per gli Stati Uniti la sfida nei prossimi anni, nei prossimi decenni sarà il Pacifico. Chiunque sarà il nuovo presidente degli Stati Uniti, sia che venga rieletto Biden, sia che venga eletto Trump. E nel caso in cui venga eletto Trump, questo cambiamento sarà ancora più traumatico e costituirà per noi europei una drammatica e difficilissima sfida, perché di fronte al fatto che l'Europa deve assumersi di nuove responsabilità, risulterà sempre più evidente che o l'Europa fa dei passi in avanti sull'assetto unitario e federale o l'Europa può ritornare ai singoli Stati-nazione, soltanto con la moneta unica, ma singoli Stati-nazioni. E se l'Europa ritorna ai singoli Stati-nazioni, l'Europa non conterà nulla, perché i singoli paesi europei da soli non possono affrontare queste drammatiche sfide che abbiamo di fronte. Uno scenario incredibile, quello, però non incredibile ma molto concreto quello che dice Minniti, Ferrazzi. Sì, se l'Europa ritorna, anzi diciamo che l'Europa ritorni ai singoli Stati-nazione è nell'interesse di molti paesi a livello internazionale, anzi molte superpotenze stanno lavorando esattamente per questo, perché un'Europa unita fa paura alla Cina, per esempio. La Cina ha tutto l'interesse di destrutturare i processi di integrazione europea. E la stessa visita del presidente cinese 10 giorni fa in Europa, che ha visitato appunto selettivamente alcuni paesi, la Francia, poi la Serbia alla fine del giro, è stato un messaggio chiaro. Ma ricordiamoci anche le politiche di Trump. Le politiche di Trump erano assolutamente contrarie al rafforzamento dell'Unione Europea, ma anche una certa parte dei democratici non vedono di buon occhio una forte autonomia europea. Nella mia prospettiva io vedo una grande alleanza occidentale tra Stati Uniti e Unione Europea, ma non in un concetto di subalternità, ma in un concetto di reciprocità industriale, militare, di forza politica, di immaginazione di futuro, di forza culturale, di rafforzamento di se stessi a partire dalle grandissime tradizioni democratiche. Però vede, in questa direzione noi stiamo vivendo a livello globale l'impoverimento, l'indebolimento della democrazia in quanto tale e stiamo vivendo il rafforzamento delle autocrazie e questo in tantissimi paesi. Voglio ricordare, non so, in Turchia l'attuale presidente Erdogan è stato eletto la prima volta come diciamo per contrastare l'ipotesi di colpo di Stato dei militari e si è trasformato insomma in un sistema sì, democratico dal punto di vista diciamo dello scheletro, non sappiamo quanto dal punto di vista dei principi delle democrazie liberali, ma all'interno della stessa Europa abbiamo paesi come l'Ungheria in cui il governo Orban teorizza e pratica la democrazia illiberale, cioè una democrazia che è puramente forma, cioè si va a votare, ma contemporaneamente i valori che ispirano anche la nostra Costituzione vengono misconosciuti. Ma anche il rapporto tra Cina e Occidente. La Cina fino a pochi anni fa immaginava il sistema democratico come un punto dialettico di riferimento interessante, ora invece nella mente dei cinesi, del governo cinese, c'è una primazia di un sistema autoritario che ha la capacità di guidare processi di crescita. È una nostra sfida questa ed è una sfida che dobbiamo giocarci pienamente come italiani e come europei. Allora ho 2 minuti per sforare un secondo. Minniti, chiudo con lei. Questo rapporto difficile tra democrazia e autocrazia che c'è in Europa come c'è anche nel sud globale, come diceva lei, ci sono tante realtà, è uno degli ostacoli? Perché non è facile il dialogo tra democrazie e autocrazie. Sì, non è facile, anche perché noi abbiamo che le democrazie sono mai come adesso sfidate direttamente e tuttavia la forza delle democrazie deve essere quella di saper parlare, di saper dialogare tra virgolette,
anche con coloro che non sono propri amici. Tecnicamente si chiama egemonia. Un grande italiano, Antonio Gramsci, ci ha spiegato che questa parola è una parola chiave nei rapporti tra le comunità e una parola chiave nei rapporti tra gli stati. Ecco, se posso dire quale deve essere la chiave di volta, le democrazie dell'Occidente devono avere la consapevolezza che rappresentano un modello non soltanto politico, ma un modello di principi e di vita. Perché quel modello possa ritornare nuovamente forte e credibile nel mondo, c'è bisogno di avere una capacità egemonica, sapendo per esempio chiamare le cose con il loro nome. E qui finisco. Ferrazzi ha giustamente detto che noi abbiamo delle cosiddette democrazie illiberali. Mi permetto di aggiungere, non per correggere ma soltanto per specificare meglio, che le democrazie illiberali a mio avviso non andrebbero più chiamate così, e perché non esistono democrazie illiberali. Nel momento in cui una struttura è illiberale non è più nemmeno democratica. Se posso permettermi, e questo è il segno anche dell'egemonia, dovremmo chiamarle autocrazie votanti. Sono autocrazie dove si vota, e il fatto che si vota non significa cancellare il termine autocrazie. Sembra una banalità, ma noi siamo stati abituati e cresciuti al fatto che i nomi sono conseguenza della essenza delle cose. Se incominciamo a comprendere che una cosa che diventa, tra virgolette, illiberale non si chiama più democrazia, ma si chiama autocrazia, abbiamo già incominciato a segnare un punto di confine. Poi la mia idea è che la forza delle democrazie sta nel dialogare con tutti, perché in questo mondo così complicato, in questo mondo che ogni tanto mi piace definire Caoslandia, nessuno può permettersi di poter contare sull'autosufficienza, perché il mondo autosufficiente è un mondo destinato a crollare su quelle tre grandi questioni di cui abbiamo parlato: cambiamenti climatici, squilibri demografici e lotta al terrorismo. Ricordiamoci che con l'attacco di Islamic State a Mosca il terrorismo internazionale ha dimostrato una cosa semplicissima: Islamic State vuole il califfato mondiale, e quando uno vuole il califfato mondiale non guarda in faccia nessuno, anche se Mosca la colpisce lo stesso. Chiarissimo, chiarissimo Minniti. Siamo in chiusura, voleva aggiungere qualcosa? No, è stato chiarissimo. Io starei qui un'altra ora e mezza a sentirla perché è molto interessante, ma il tempo è finito. Allora io la ringrazio davvero per aver speso un po' del suo tempo con noi, casomai sarebbe bello se tornasse. No, sai cosa sarebbe bello continuare, ma non c'è il tempo. Siccome di democrazia illiberale o autocrazia votante ne abbiamo all'interno dell'Unione Europea, si pone il tema di capire come rapportarsi a livello di Unione Europea con paesi come questi. Assolutamente questo apre un bel tema. Allora io chiedo a Ferrazzi se si impegna con Minniti a fare un'altra puntata con lei, perché è davvero molto interessante quello che dice. La ringrazio infinitamente, buon lavoro. Grazie a voi, grazie dell'opportunità. Naturalmente se mi chiamate ritornerò molto volentieri. Benissimo, grazie. Allora adesso Ferrazzi si impegna. Allora io ringrazio anche Andrea Ferrazzi, abbiamo fatto un focus molto interessante su quello che è lo scenario di oggi, non di domani, di oggi. Allora grazie per averci seguito, come sempre vi lascio al documentario e poi al film. Arrivederci.